questo DVD, spero che in uno dei prossimi giorni lo possiate vedere. Si chiama Da terra di Camorra a terra di Dondiana, è esattamente quello che diceva Esther, cioè racconta tutto quello che è accaduto dopo Dondiana, i 20 anni dopo, e tutto quello che accade sui beni confiscati e anche quello che accade nel periodo diciamo di passaggio, perché vedete la domanda dello studente diceva: ma noi che cosa possiamo fare, come si può sconfiggere? Non è una formula matematica, tu fai così e quindi elimini sta cosa, no, non funziona così, e funziona con la partecipazione. Allora voi immaginate un po', se in uno sgabuzzino voi lo abbandonate, sta lì, ci mettete tutte robe vecchie dentro, che cosa accade se lo aprite dopo 20 anni? Scarafaggi dappertutto, muffe e tutto il resto. Ma se voi lo aprite tutti i giorni, lo pulite, mettete pure una lampadina bella grande, che cosa accade? Lo tenete bello pulito. Allora, mettere sotto i riflettori in un percorso quotidiano quelle che sono le zone illegali è un processo continuo nel tempo. La mafia, la camorra, la criminalità non si sconfigge dall'oggi al domani, si sconfigge con un processo generazionale. I danni che hanno fatto, che in parte vi ho raccontato dalle mie parti ma anche in altri posti d'Italia, sono stati ventennali. Adesso per recuperare, per bonificare i territori, per disinquinare il mare, i fiumi, l'aria, l'acqua, e quando finiamo? Non finiamo. Però se questo processo non lo interrompiamo, quello di degradare il territorio, e cominciamo a guardare la bellezza che c'è nelle nostre zone. Io ricordo, sono arrivati degli scout qualche anno fa per venire a casa di Dondiana e sentire dalla voce della mamma di Dondiana, che ha più di 80 anni adesso, che cosa era avvenuto quei giorni in cui l'hanno ammazzato, insomma raccontare del figlio. E allora sono arrivati alla stazione di Aversa, eravamo degli amici del comitato Dondiana, abbiamo portato questi ragazzi in macchina da Aversa a Casal di Principe, passando per Fignano, Teverola, San Marcellino. Allora, noi che ci siamo tutti i giorni da quelle parti non riusciamo più a vedere il degrado, non riusciamo più a vederlo. Ma io facevo da cicerone a questi ragazzi, ma dovevo scansare delle buche, intonaci caduti, insegne divelte, pali della luce quasi sulla strada. Questo vale per gli adulti, noi innanzitutto. Noi dobbiamo essere, ecco, invece di fare tante chiacchiere, alla fine la parola c'ha forza, ma non risolve, perché è importante la conoscenza. Chi non ha la conoscenza, insomma, nella società è destinato a ruoli marginali. Ma noi abbiamo bisogno di esempi, di testimoni coerenti. Sono i testimoni, gli esempi che cambiano, non tanto le parole. Le parole sono utili a conoscere, ma se i vostri insegnanti che vi fanno una ramanzina poi non sono coerenti con quanto dicono e di come si comportano anche al di fuori della scuola, in famiglie e in altri posti, non sono testimoni credibili. E noi abbiamo bisogno di questo, e quando dico questo mi riferisco ovviamente anche alla nostra classe dirigente. Se fanno a noi le ramanzine, se vogliono dare gli esempi ma non sono coerenti e sono i primi a mettere in discussione quello che è il vivere civile e a dare spazio all'illegalità, questa cosa noi non la risolviamo mai. Per cui meno chiacchiere, più fatti e più testimoni coerenti.